con mister Bragantini per commentare l'ultima giornata di questo campionato di Serie B femminile. Punteggio tra Bologna e Arezzo 3-3, partita dei due volti mister, 3-0 il primo tempo per l'Arezzo e Bologna che poi l'ha ripresa nel secondo tempo e forse poteva anche vincerla. Assolutamente sì, nel primo tempo non abbiamo fatto assolutamente bene, anzi pur avendo qualche buona occasione, pur a tratti avendo creato, ripeto, un buon fraseggio anche, però nel primo tempo male, nel complesso male, e infatti il risultato era giusto. Nel secondo tempo è cambiato e c'è questo rammarico di non aver fatto 90 minuti come abbiamo fatti nel secondo tempo. È cambiata anche forse per merito dei cambi, tutte le cartucce disponibili usate dalla panchina per cercare il forcing offensivo e che poi insomma sono arrivate queste 3 reti del pareggio e poteva chiudersi il primo tempo forse anche sul risultato di 4-0 o inizio ripresa sul 4-0, ma Bologna ha tenuto in piedi da una straordinaria Lauria. Oggi Nicole ha fatto un paio di interventi molto importanti che ci hanno garantito, sembra assurdo, però come sarà messa la partita non prendere il portagol era fondamentale per provarci. E la cosa importante è stata che dopo il 3-1 ci si è creduto fino in fondo e anzi alla fine proprio con il rush finale si poteva anche magari provare a portarla a casa, perché l'ultimo quarto d'ora è stato proprio un assedio da parte nostra e va bene, diciamo che va bene un 3-3, dai, piuttosto di chiudere l'ultima della stagione con una sconfitta accettiamo. È stata appunto l'ultima di questa stagione della Serie B e ti chiedo quindi un bilancio complessivo di questa stagione. Il Bologna che arrivava da neopromossa, chiuso all'8° posto e etichettata dalla maggior parte delle persone come sorpresa di questo campionato. Guarda, io ti dico che è stato un campionato in cui un po' l'amaro in bocca, e penso come tutti della squadra, perché sappiamo che alcune partite potevamo portare a casa più punti e quello che ci aveva chiesto la proprietà era questo, di arrivare a mantenere la categoria. L'abbiamo fatto e basta, adesso finiamo, stacchiamo la spina e prendiamo le energie, riprendiamole. Bene, grazie mille mister. Grazie a voi, grazie. Con Beatrice Sciarrone, autrice del terzo gol del Bologna che ha permesso di rimontare l'iniziale 3-0 dell'Arezzo e chiudere la partita sul 3-3. Commentaci questo tuo ingresso in campo che di fatto ha cambiato l'inerzia del Bologna, ha permesso di trovare un punto e di trovare a te la prima rete in questo campionato. Sì, sicuramente sono molto contenta. Il primo tempo sicuramente non è stato uno dei migliori, anzi abbiamo fatto fatica sia per il caldo sia in generale, ci trovavamo poco. Il mister ha fatto i cambi, siamo entrate convinte, abbiamo cercato di riportare l'umore che mancava probabilmente il primo tempo. Il rigore guadagnato, sono contenta di averlo calciato e di aver messo a segno la terza rete che ci ha fatto guadagnare il pareggio, sicuramente un punto importante guardando il paragone dal primo al secondo tempo. Avete chiuso all'8° posto questa stagione da neopromosse in Serie B, siete soddisfatte di questo piazzamento? Si poteva fare qualcosa in più o tutto sommato va bene così? Sì, sicuramente si poteva fare qualcosa in più, però giustamente non buttiamo via niente essendo che siamo una squadra neopromossa. È stato un campionato difficile, intenso rispetto all'anno scorso sicuramente, contando che è un campionato diverso, di livello più alto. Siamo contente, però sicuramente in alcune partite potevamo fare di più. Siamo contente, però certo si poteva fare di più in altre partite, sì. Grazie mille Beatrice, Grazie, complimenti. Grazie. Con Isotta Nocchi che oggi rientrava dall'infortunio alla mano, rientrava dalle convocate, è rientrato in grande stile con l'assist ma prima ancora il gol su rigore che ha sbloccato la partita, ha permesso all'Arezzo di chiudere sul 3-0 il primo tempo, poi però è arrivata la rimonta del Bologna. Raccontaci un po' l'emozione al rientro in campo, la gioia del gol ma soprattutto questa partita.
È stato bellissimo perché io mancavo da un paio di mesi e quindi avevo veramente tanta voglia di provare a essere presente per l'ultima di campionato. È stata una seconda parte di stagione un po' difficile per me perché ho avuto tanti infortuni, però insomma adesso sto abbastanza bene, quindi sono contenta. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo perché insomma avevamo tanta voglia, eravamo determinate, eravamo messe come obiettivo quello di arrivare ottave e poi comunque anche il Bologna ha fatto un grande secondo tempo invece e quindi è giusto un pareggio, dai. Non siete riusciti ad arrivare ottave, però tu hai trovato l'8° gol in campionato e l'Arezzo ha trovato il 5º, risultato utile consecutivo, quindi comunque stagione chiusa molto bene, no? Sì, diciamo che abbiamo avuto un cambio di panchina e quindi ci siamo fatte forza perché comunque non è mai facile quando c'è un cambio panchina, però abbiamo fatto bene, siamo una bella squadra, tante giovani e quindi penso che il prossimo anno possa veramente far bene l'Arezzo. Bene, grazie mille Isotta e complimenti. Grazie. Con mister Ilaria Leoni al termine di questa partita tra Bologna e Arezzo, conclusasi sul risultato di 3-3, ultima giornata di questa Serie B femminile. Mister, partita dai due volti, Arezzo a cannone nella prima frazione, 3-0 e poi dopo il crollo, soprattutto dopo il 3-2 del Bologna. Sì, il primo tempo siamo andati secondo me molto bene, abbiamo fatto un gran primo tempo, eravamo messe secondo me bene in campo, giuste, lucide. Abbiamo fatto anche delle cose, abbiamo provato in allenamento e sono riuscite, quindi sono molto contenta del primo tempo, ma sono contenta anche di una parte del secondo tempo perché anche i primi 25 minuti abbiamo avuto almeno 3 occasioni nitide da gol dove dovevamo comunque chiuderla. Questo non è accaduto purtroppo e nel secondo tempo è stata ribaltata, quindi complimenti al Bologna nel secondo tempo anche. Sicuramente i meriti ricevuti nel primo tempo, ma anche, come ha detto lei, parte della ripresa. Cosa era il rammarico più grande di oggi? Forse quel blackout avuto nel finale che ha rimesso in gioco il Bologna, che è andato anche forse vicino a ribaltare questa partita. Sì, come ha detto lei, poteva benissimo ribaltarla alla fine e poteva anche succedere un 4-3 per il Bologna, quindi tra le tante dico alla fine un buon pareggio. Però ecco, c'è il rammarico perché la testa conta tanto e purtroppo noi non siamo state concentrate fino all'ultimo momento e i cambi purtroppo dovevano dare quel qualcosa in più che non c'è stato, quindi sotto quell'aspetto mi prendo anch'io le mie colpe, però sono contenta comunque del percorso che ha fatto la squadra fino ad ora e abbiamo comunque conquistato un punto in più rispetto al girone di andata da quando comunque ho preso in mano la squadra, quindi è comunque un qualcosa di positivo che portiamo a casa. Benissimo, grazie mille mister. Grazie a lei.